Ma ce li sentiamo bene perché il Club Alpino ha anche tanti giovani e quindi li portiamo molto bene. Lo spirito dei soci del Club Alpino Italiano è ben espresso dal presidente della sezione cittadina, sempre tanto entusiasmo e tanta voglia di essere protagonisti in montagna. Qual è il segreto di tanto successo? La montagna attrae, nonostante la fatica, continua a attrarre e tanti giovani che vogliono sperimentare anche l'alpinismo si sentono proprio portati a questa attività. La montagna, protagonista nel 150° anniversario di fondazione del CAI, con tutta una serie di eventi che hanno caratterizzato l'intero anno e che domenica 8 settembre proporranno l'evento certamente più spettacolare, la salita contemporanea su 185 vette del Veneto. Di queste ben 150 sono sulle Dolomiti Bellunesi, già iscritti 1800 escursionisti. Oggi alle varie sezioni del CAI sono state consegnate magliette e striscioni e i fumogeni che verranno aperti tutti alle 12, un grande spettacolo per un grande anniversario. Il traguardo è bello perché arriva ad una somma di numeri importanti, i numeri dei soci, i numeri delle sezioni, i numeri delle attività. Però se noi ci fermassimo a questo credo che saremmo scarsamente previdenti per il futuro. L'obiettivo, dopo un traguardo tanto importante, sarà preparare il terreno per le giovani generazioni. Fondamentale la presenza degli uomini del soccorso alpino. Questa è un'occasione in più per fare formazione. Pensiamo che la prevenzione sia la miglior cosa per evitare che una gita, una passeggiata, anche un'arrampicata possa essere fatta con quello spirito di avventura, però con la consapevolezza di quello che andiamo a fare.